Ritorno di fiamma mentre sta mettendo la benzina nel decespugliatore, ustioni non oltre il 90% per un trentenne che ora lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Udine. Picco superato nella nostra regione per l'influenza, la raccomandazione dei medici: evitate comunque gli assembramenti. Dalla Cina spaventa il ritorno del Covid, la testimonianza di un friulano Shanghai, la situazione è drammatica. La lite in famiglia e quella con i poliziotti gli sono costate care. Un udinese di 38 anni è stato arrestato la sera della vigilia e ha passato il Natale in carcere. Bilancio del sindaco Fontanini che chiude l'ultimo anno di legislatura, raggiunti tutti gli obiettivi e dimezzato il debito, la replica dell'opposizione Udine più povera e meno sicura. Nuovo obiettivo di mercato per la difesa bianconera, offerta al Besiktas per il terzino francese Valentin Rosier. L'Udinese sarebbe disposto a investire 6 milioni di euro concedendo il 10% della futura cessione al club turco. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione serale di Telefriuli. In apertura la cronaca, lo avete sentito anche dai titoli, la drammatica vicenda nel pomeriggio di oggi a Codroipo, un ritorno di fiamma mentre sta mettendo la benzina nel decespugliatore. È così che un uomo, ora di 30 anni, sta lottando tra la vita e la morte all'ospedale di Udine, avendo riportato ustioni nel 90% del proprio corpo. Il servizio a cura di Alberto Comisso. Ha riportato ustioni di terzo grado sul 90% del corpo. Un uomo di 32 anni lotta tra la vita e la morte dopo che oggi pomeriggio alle 17:10 è stato investito da ritorno di fiamma partito da decespugliatore che stava utilizzando in giardino. Con lui c'era la compagna di 5 anni più giovane che per soccorrerlo si è procurato ustioni ad entrambe le mani ma non è in pericolo di vita. L'episodio si è verificato in via principale a Rividischia di Codroipo. L'uomo stava maneggiando il decespugliatore quando si è verificata una perdita di benzina nel tratto compreso tra la canula e il serbatoio. Non è da escludere che il 32enne stesse fumando una sigaretta e questo potrebbe aver causato il ritorno di fiamma che lo ha investito. Le fiamme, essendo lui vestito con del materiale sintetico, si sono velocissimamente propagate a tutto il corpo, rendendolo una torcia umana. A soccorrerlo la compagna, che però non è riuscita a limitare le gravissime conseguenze. Immediata la richiesta di aiuto, sul posto personale sanitario, che ha deciso di ritrasportare l'uomo all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravissime. Sono intervenuti inoltre i vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo insieme ai carabinieri della locale stazione. Un altro incidente domestico, in questo caso a Porpetto, dove un anziano è rimasto ferito, in questo caso in modo non grave, in seguito a un'esplosione verificatasi nella sua abitazione innescata da una fuga di gas accidentale da una bombola. Diffuso l'allarme, i soccorsi sanitari della Sores hanno inviato subito sul posto un'ambulanza, hanno allertato i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Palmanova. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale di Palmanova, dove i sanitari gli hanno diagnosticato lesioni non gravi. Indagini sono in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Voltiamo pagina, l'influenza australiana continua a imperversare anche nella nostra regione, dove però il picco è già stato superato 3 settimane fa. Farsi un tampone, questo è il consiglio dei medici, ed evitare qualsiasi assembramento nei locali pubblici, soprattutto durante il cenone di Capodanno. Sentiamo. Il Friuli Venezia Giulia è giallo in una scala di colori. Sulla gravità dell'influenza in tutta Italia il peggio sembra ormai alle spalle. Il picco è stato raggiunto 3 settimane fa nella nostra regione, eppure sono ancora in molti costretti a letto con sintomi che ormai si confondono tra il Covid e il virus proveniente dall'Australia, la cosiddetta australiana. Distinzione molto difficile, anche perché il Covid si è leggermente modificato. Se agli inizi potevamo dire con una certa tranquillità, vi ricordate la mancanza dell'olfatto? Agli inizi sembrava tipico del Covid. Sì. Il Covid di adesso l'ha perso, perché ci sono le varie evoluzioni dei vari ceppi, e adesso distinguere un Covid da una influenza è piuttosto difficile. Il primo messaggio da dire: in caso di dubbi sarebbe sempre ideale fare un tampone per il Covid. La conseguenza sono ambulatori e ospedali affollati. Anche un piccolo modifica si dovrebbe poter fare, l'autocertificazione per la malattia. Cioè il paziente deve andare dal medico per avere un certificato di malattia. Penso tra persone adulti e responsabili i primi 2 o 3 giorni di malattia potrebbero benissimo essere autocertificati da soli. Ecco il consiglio dei medici per affrontare un Capodanno in sicurezza. Consigli vecchi, risaputi: evitare gli affollamenti,
evitare la promiscuità, nel senso dei locali bar strapieni, di ristoranti strapieni, visto che andiamo a Capodanno. Non dico di far Capodanno con la mascherina, non mi permetto, ma cerchiamo di selezionare anche dove andare, come andare, e cerchiamo di mantenerci il più possibile appunto distanti tra di noi. Usiamo la mascherina quando serve. Spaventa il ritorno del Covid dalla Cina, a tal punto che il ministro della Salute Schillaci ha emesso un'ordinanza su dei tamponi obbligatori per i passeggeri in arrivo proprio dall'estremo oriente in transito in Italia. Da Shanghai abbiamo raggiunto Jacopo Luci, friulano, la sua testimonianza che dice situazione drammatica. Una settimana dopo la fine delle restrizioni era contagiato il 90% della popolazione. Il vaccino cinese si è rivelato inefficace. Allora sentiamolo. Allarme Covid in tutto il mondo dopo la riapertura dei confini cinesi e anche l'Italia adotta le contromisure. Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha disposto con un'ordinanza tamponi antigenici Covid-19 obbligatori e relativo sequenziamento del virus per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia. I primi test sono già stati effettuati a Milano Malpensa, dove è risultato positivo oltre il 50% dei passeggeri in arrivo dal paese asiatico. Jacopo Luci, friulano, che da anni vive a Shanghai, parla di situazione drammatica nel paese. Il 90% della popolazione ha preso il Covid e da un giorno all'altro, prima facevamo i test ogni giorno e da un giorno all'altro hanno deciso di aprire tutto, di non fare più test, di non controllare più le persone, e quindi adesso siamo tutti contagiati, tutti a casa, la città è deserta perché ovviamente chi è ammalato o in ospedale o a casa e chi non è ammalato rimane comunque a casa per paura di prendere il Covid. In tanti puntano il dito contro il vaccino cinese, mettendone in discussione la validità. Tutti quanti l'abbiamo preso in meno di una settimana, da quando hanno dato il via libera a tutti. In una settimana tutti quanti si sono ammalati, quindi non ha funzionato assolutamente. Forse per questo hanno chiuso la nazione per così tanto tempo, sapevano che questi vaccini non funzionavano. Ci sono, dicono, tantissimi morti, soprattutto nella parte per gli anziani. Questo io non lo so, io so solo quello che vedo con i miei occhi, che ci sono gli ospedali strapieni e ambulanze tutto il giorno che corrono in tutta la città. Quanto alle contromisure adottate dagli altri paesi, in particolare i tamponi obbligatori per chi arriva dalla Cina, Luci nutre qualche dubbio sulle tempistiche. Ormai è già tardi perché è passato quasi un mese dall'inizio del contagio completo qua in Cina. Lei ha intenzione di tornare in Friuli? Sì, se adesso davvero, come dicono, dall'8 gennaio tutto si riapre, penso di sicuro di rientrare in Italia dopo 3 anni. Apriamo la pagina della cronaca giudiziaria. La lite in famiglia e quella con i poliziotti gli sono costate care. Un udinese di 38 anni è stato arrestato la sera della vigilia e ha passato il Natale in cella. Sentiamo. Ha insultato e spintonato i poliziotti intervenuti dopo la lite in famiglia e, per bloccarlo, gli agenti sono stati costretti a usare lo spray urticante. È stato arrestato la sera della vigilia di Natale con l'accusa di maltrattamenti e resistenza. Protagonista della vicenda è un udinese di 38 anni che ha passato i giorni di festa in carcere. Tutto è cominciato con un diverbio con la compagna in merito alla visita di alcuni parenti arrivati nel pomeriggio. Per quel litigio, l'uomo si è messo a letto vestito, rifiutandosi di andare a cena nel locale dove avevano prenotato. Alle rimostranze della donna, il 38enne l'ha spinta e ha afferrato per il collo lei e uno dei figli corso in aiuto della madre. Poi l'uomo, già in cura al SERT per dipendenza da cocaina, è uscito di casa e prelevato 150 euro, verosimilmente per acquistare l'ennesima dose. A quel punto il figlio ha chiamato la polizia. Al loro arrivo, gli agenti lo hanno trovato in stato d'alterazione, con l'alito fortemente alcolico. L'udinese ha rifiutato di farli entrare in casa e, dopo averli insultati, li ha spinti per farli allontanare. Solo lo spray urticante è riuscito a contenerne l'aggressività e a permettere ai poliziotti di ammanettarlo. Stamani il GIP di Udine, Maria Rosa Persico, ha convalidato l'arresto e disposto, oltre al divieto di avvicinamento a moglie e figli, l'obbligo di dimora in un comune dell'Interland udinese a casa di un parente. 17 arresti sono stati eseguiti nelle ultime settimane dalla Polizia di Stato di Udine. Si tratta di persone condannate per diversi reati. Sentiamo.
7 persone arrestate, 10 provvedimenti di detenzione domiciliari eseguiti per reati che vanno dallo spaccio di stupefacenti alla violenza sessuale, passando per il riciclaggio. Nelle ultime settimane il personale della Polizia di Stato di Udine ha dato corso a diverse misure coercitive nei confronti di persone domiciliate in provincia. Un 35enne colombiano è stato arrestato in esecuzione di un provvedimento della Procura di Udine. Deve scontare 6 anni e 4 mesi di reclusione per spaccio di droga. È stato portato in carcere anche un 23enne albanese, condannato a 5 anni per la detenzione di un grosso quantitativo di cocaina. L'episodio è avvenuto a San Donato Milanese, il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Lodi. La Procura Generale di Trieste ha invece disposto l'arresto di un 66enne albanese, il quale deve scontare 5 anni e 5 mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato hanno rintracciato e incarcerato a Udine anche un 32enne italiano, condannato a 3 anni e 4 mesi per violenza sessuale. Il provvedimento è della Procura Generale di Trieste. Condannato a 4 anni per riciclaggio, come disposto dalla Procura di Genova, un 41enne marocchino è stato rintracciato in un comune della fascia confinaria di Udine. Faceva parte di un sodalizio che trasferiva nell'area magrebina veicoli rubati in Italia. Localizzato dalla polizia, anche un 31enne campano deve scontare 4 anni e 4 mesi, come predisposto dalla Procura Generale di Trieste, per diversi episodi di rapina. Su disposizione della Procura di Udine è stato rintracciato ed arrestato un 24enne pakistano che vive a Torino. Deve scontare 3 anni e 7 mesi per reati inerenti agli stupefacenti. Gli agenti della Questura di Udine hanno infine eseguito 10 provvedimenti di esecuzione pena ai domiciliari. Uno in particolare riguarda un 58enne che vive in città, condannato a 1 anno e 9 mesi per reati in materia di droga. Continua la guerra in tribunale tra Mondialpol e Sicuritalia per la vigilanza delle sedi della regione Friuli Venezia Giulia. La Mondialpol vince anche la seconda battaglia in Consiglio di Stato e si porta a casa un appalto da 15 milioni e mezzo di euro. Sentiamo. Vigilanza sulle sedi della regione. La vedetta 2 Mondialpol vince in appello la seconda battaglia legale contro la Sicuritalia Ivri e si assicura anche il primo lotto della gara, un appalto da 15 milioni e mezzo di euro. Per la seconda volta in pochi giorni il Consiglio di Stato ha ribaltato le decisioni del TAR del Friuli Venezia Giulia e decretato la vittoria della Mondialpol. Poco più di una settimana fa il massimo giudice amministrativo aveva annullato la sentenza con cui il TAR aveva assegnato a Sicuritalia il secondo lotto della gara europea indetta nel 2020 dalla Regione per la vigilanza delle sedi di protezione civile Ardes e altre amministrazioni nelle province di Udine e Pordenone. L'appalto, da oltre 12 milioni di euro, era stato così restituito al raggruppamento temporaneo d'impresa capitanato dalla Mondialpol, risultato prima all'apertura delle offerte. Con una sentenza fotocopia, al cui centro c'è la voce altri servizi contenuta nel disciplinare di gara, il Consiglio di Stato ha annullato la decisione del TAR di assegnare a Sicuritalia il primo lotto, riguardante la vigilanza e il portierato delle sedi principali della regione. L'appalto, da 15 milioni e mezzo di euro, andrà dunque riassegnato al primo classificato nella gara, ovvero alla Mondialpol. Esitata martedì 3 gennaio l'autopsia originariamente programmata per oggi sulla salma dello sciatore morto ieri sulle nevi di Piancavallo. La Procura di Pordenone, che indaga sul caso, ha deciso di differire l'esecuzione per consentire alla famiglia della vittima, che risiede in Toscana, anche se lo snowboarder è originario di Hong Kong, di nominare un eventuale perito accanto al professionista già incaricato di eseguire l'esame per conto della magistratura. Le indagini dei carabinieri, proseguite anche nella giornata di oggi, non hanno fatto emergere nuovi particolari. Non ci sono testimoni della caduta e dunque non è stato possibile stabilire cosa sia accaduto in quei tragici momenti. La zona della pista è piuttosto impervia e non è coperta da alcuna telecamera di sorveglianza. Un grave episodio si è verificato oggi pomeriggio nella casa circondariale di via Spalato a Udine. 2 detenuti hanno appiccato le fiamme all'interno della loro cella, chiudendosi poi nel bagno. Avrebbero dato fuoco a cuscini e materassi, danneggiando poi numerosi arredi. Il rogo è stato domato da alcuni agenti della polizia penitenziaria che, a causa del fumo respirato, hanno dovuto ricorrere alle cure del personale sanitario. Così come i detenuti sono stati condotti all'ospedale di Udine per un principio di intossicazione. L'incendio sarebbe stato appiccato in particolare da un detenuto che deve scontare una lunga pena. Voleva stare da solo nella cella di sicurezza, ma questo non gli è stato permesso dalla direzione del carcere, dal momento che già in passato aveva tentato gesti di autolesionismo.
Sono 1.100 i migranti accolti in questo momento in strutture pubbliche e private in provincia di Udine. Di questi 500 si trovano nell'ex caserma Cavarzerani. Numeri ridotti rispetto agli scorsi mesi, ha spiegato il prefetto di Udine Massimo Marchesiello. A settembre abbiamo raggiunto oltre 900 persone stabili nell'ex caserma di via Cividale. Sentiamo. 500 persone nell'ex caserma Cavarzerani e 600 sparse su tutto il territorio provinciale. L'accoglienza migranti in provincia di Udine alla fine del 2022 fa segnare 1.100 presenze, a cui si aggiungono circa 400 profughi ucraini in fuga dai russi. I numeri sono stati presentati dal prefetto di Udine Massimo Marchesiello nel corso della conferenza stampa di fine anno con le forze dell'ordine. L'ex caserma Cavarzerani, che tutt'oggi contiene quasi metà di tutti i migranti del territorio provinciale, tra agosto e settembre ha fatto registrare 900 presenze, con una situazione che rischiava di diventare esplosiva e causare proteste anche violente all'interno della struttura. Questo è stato un momento forse immaginato, perché comunque era pianificabile in una situazione del genere. L'abbiamo gestita cercando di capire fino a che punto la gestione interna poteva reggere. Quando c'è arrivato, come dire, l'impossibilità di gestire in maniera dignitosa l'accoglienza, abbiamo dovuto chiudere le porte della Cavarzerani. In questo però anche il Ministero ci ha aiutato moltissimo, perché tanti trasferimenti li ha effettuati fuori regione. Attualmente abbiamo, a parte la Cavarzerani che al momento ne ha 500 al suo interno, su una distribuzione in tutto il territorio, quindi anche con forme di accoglienza diffusa, 1.100 persone. Poi ovviamente abbiamo l'emergenza nata con la crisi internazionale, e attualmente ha 400 persone, quindi attualmente 400 ucraini sul nostro territorio. È stato un 2022 di risposte a diverse emergenze per le forze dell'ordine della provincia di Udine. Alla consueta attività, infatti, carabinieri, guardia di finanza, polizia di Stato e vigili del fuoco hanno dovuto affiancare anche l'accoglienza dei profughi ucraini, la gestione degli incendi boschivi e la ricerca di persone scomparse, dato in cui Udine è prima in Italia. Sentiamo. È stato un anno intenso per le forze dell'ordine e per i comitati ordine e sicurezza della provincia di Udine, alle prese con diverse emergenze contemporaneamente. In rapida successione si è dovuto far fronte a emergenza pandemica, accoglienza dei profughi ucraini in fuga dalla guerra, con l'aumento dei prezzi e l'impoverimento generale della società e con la gestione dei flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica. Una lunga serie di attività di cui il prefetto Massimo Marchesiello ha voluto fare la sintesi nella nuova sede della prefettura, anch'essa inaugurata nel 2022. Polizia, Guardia di Finanza e Carabinieri hanno intensificato le attività di controllo del territorio per aumentare il senso di sicurezza dei cittadini e rafforzare le attività di prevenzione. Un capitolo importante della loro attività ha riguardato i furti in casa. Anche a seguito di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto e d'intesa con il questore sono state impiegate diverse pattuglie delle forze dell'ordine coordinate nei settori che ritenevamo maggiormente critici, e questo al momento ha consentito di infrenare e quindi far ridurre notevolmente il numero di episodi, se non addirittura azzerarli in diversi giorni della settimana. Per quanto riguarda invece i vigili del fuoco, il tema principale è stato la gestione ambientale, con l'aumento nel numero di incendi boschivi e allagamenti. Più di 8.000 interventi nel solo 2022 hanno scandito l'attività del Comando Provinciale di Udine, che però potrebbe modificare il proprio operato grazie alle cosiddette caserme rurali. C'è anche la proposta che si sta portando avanti a livello nazionale, quindi anche a Udine, per realizzare i cosiddetti caserme rurali, quindi dedicate in modo particolare agli eventi incendi boschivi di interfaccia. Probabilmente potrebbe esserci una caserma rurale in Carnia, questa è la zona più soggetta in questo momento, probabilmente tra Venzone e Gemona. Un bilancio più che positivo di Natale e Capodanno per le località prettamente turistiche, meno per il resto della regione. Bruno Vesnaver, presidente della FIPE del Friuli Venezia Giulia, chiede maggiori sinergie tra i territori. Buon Natale, tutto esaurito e ci aspettiamo un sacco di turismo che deve arrivare in regione. Quindi stanno già arrivando, i turisti ci sono già, quindi dalla montagna a Trieste, che secondo me Trieste in questo momento sta trainando tutto il turismo regionale, ecco, e quindi dobbiamo continuare con questa sinergia, dobbiamo costruire ancora più sinergia fra
Trieste e il Friuli. I numeri quindi sono più che positivi sul fronte del turismo, anche se l'auspicio FIPE è di una maggiore integrazione tra tutti i territori a livello promozionale per far sì che il turista che arriva a Trieste si sposti su tutto il Friuli Venezia Giulia. Sul fronte dell'aumento dei costi triplicati, la preoccupazione sarà per i mesi storicamente meno turistici come il periodo da gennaio a Pasqua. C'è una grossa preoccupazione. In questo momento riusciamo ad affrontare, perché ringraziando il cielo c'è tanto turismo e si incassa, ecco, diciamo così. I problemi saranno gennaio, febbraio, marzo e chiederemo alle varie enti o alle varie associazioni di venirci incontro e di darci una mano, perché effettivamente questo raddoppiare, perché non è solo l'energia, è aumentato tutto, è aumentato le materie prime, sono aumentati i vini, sono aumentati i mangiari, sono aumentati anche la manodopera è aumentata, quindi il personale. E quindi assolutamente avremo bisogno di un equilibrio prima e dopo. A Capodanno nei ristoranti della regione si punta al tutto esaurito, le discoteche tornano a essere il luogo del divertimento. Lo scorso anno per le restrizioni Covid dal 24 dicembre infatti vennero chiuse le sale da ballo. Un dato che evidenzia la voglia delle persone di lasciarsi alle spalle gli ultimi anni vissuti tra restrizioni e rincari energetici. Andiamo a sentire. Dopo 2 anni di stop forzato, i locali da ballo tornano ad essere il cuore della festa più partecipata dell'anno. Nella notte di San Silvestro le discoteche della regione sono pronte a registrare il tutto esaurito. Lo scorso anno infatti per le restrizioni Covid dal 24 dicembre hanno vietati eventi, feste, concerti che creassero assembramenti in spazi all'aperto con la conseguente chiusura delle discoteche e l'annullamento di tutti gli eventi programmati. Per quest'anno diverse discoteche offrono cena buffet con ingresso incluso per una spesa di 50 euro a persona, ma la maggior parte dei friulani opta per il cenone di fine anno ristorante, un dato in crescita che evidenzia la voglia delle persone di lasciarsi alle spalle gli ultimi anni vissuti tra restrizioni e fiammate inflazionistiche. Tra gli operatori del settore si respira un'aria di cauto ottimismo, commenta Antonio Della Mora del comitato direttivo della FIPE nazionale. I ristoratori confidano che sarà tutto esaurito, anche perché i prezzi dei cenoni sono rimasti invariati, nonostante l'aumento del 35% delle materie prime e i rincari energetici. La formula della serata è quella classica, prevista la cena, con incluso brindisi di fine anno, un accompagnamento musicale per una media persona di 75 euro. Solo in poco più di un ristorante su 10, oltre alla cena, si svolgerà il vero e proprio veglione con spettacoli e musica, anche perché saranno in attività tutte le discoteche pronte ad accogliere clienti di tutte le età. Risparmiare sul mangiare, sul vestiario per poter pagare le utenze domestiche, un fenomeno che sta facendo crescere progressivamente il numero di famiglie friulane in difficoltà che si rivolgono alla Caritas. Sono sempre più numerose le famiglie friulane che si rivolgono alla Caritas diocesana di Udine per accedere alla mensa di Largo dei Cappuccini, per avere vestiario e per usufruire di altri servizi. Impossibile avere una percentuale precisa della crescita rispetto allo scorso anno, perché il numero di persone che chiedono aiuto è in continuo aumento. Ci sono delle persone che non ce la fanno a pagare non solo gli affitti ma anche le utenze, e quindi in qualche modo se possono usufruire di quelli che sono i beni essenziali, che sono il mangiare e il vestire, lo fanno. Alla mensa si viene evidentemente con la domanda: chi sei, da dove vieni, in quale situazione ti trovi. Poi anche dove ci sono la distribuzione dei vestiti, all'emporio, ecco, una piccola offerta permette di continuare a fare del bene, quindi di essere al servizio anche di quelle realtà che nessuno si accorge, che sono i bambini per esempio, con tutto quello che serve per la loro quotidianità. Invitate le famiglie a pranzare, a mangiare a casa, quindi non in mensa. Sì, questo è un dato educativo fondamentale, perché riteniamo che i bambini sono le persone che vanno educate e devono vedere che la mamma e il papà fanno da mangiare, quindi per questo abbiamo un servizio diverso per le famiglie. La politica conferenza stampa di fine anno per il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che chiude l'ultimo anno di legislatura prima delle elezioni del 2023. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, dice Fontanini. In 5 anni abbiamo dimezzato il debito del comune. Andiamo a vedere.
Bilancio, investimenti, lavori pubblici, cultura e grandi eventi. Tocca a tutti i referati il discorso di fine anno di Pietro Fontanini, sindaco di Udine, al 5° anno di legislatura e pronto a ricandidarsi alle elezioni primaverili. Una conferenza di fine 2022 che in realtà racconta 5 anni di governo a guida centrodestra, con l'obiettivo dichiarato di lanciare la corsa alle urne. All'inizio del 2022 il Covid era ancora molto presente in città, poi per fortuna le cose sono diminuite, ma soprattutto le norme che impedivano una certa mobilità sono venute meno e quindi abbiamo potuto creare appuntamenti e creare manifestazioni con massima libertà, cominciando da Friuli Doc, che è stato finalmente un Friuli Doc come tutti gli anni storici, e poi tante altre iniziative che abbiamo portato avanti in questo 2022. Quindi è un anno finito bene, è in linea con gli anni precedenti per quanto riguarda le casse comunali, diminuito il debito, poche tasse chieste ai cittadini. Ricordo che ad esempio sui rifiuti abbiamo fatto una scelta importante perché con la raccolta differenziata spinta abbiamo raggiunto il 76% della differenziazione, quindi moltissimo materiale viene recuperato, però abbiamo la tassa più bassa d'Italia, quindi si possono fare le cose bene senza chiedere ulteriori soldi ai cittadini. Quindi siamo soddisfatti anche perché il 2022 è stato l'anno dei grandi finanziamenti, siamo arrivati a quasi 60 milioni di euro di finanziamenti arrivati da Roma. L'ultimo, l'altro giorno, 10 milioni per migliorare il mercato ortofrutticolo. È un bel risultato perché significa che il progetto che abbiamo presentato è buono, ma anche perché si crede nella posizione logistica della città di Udine, che è baricentrica su un territorio molto molto vasto. E l'opposizione critica l'operato di Fontanini, non ha fatto nulla di straordinario, il commento, nonostante i numerosi soldi spesi, consegna una Udine meno sicura e più povera. Sentiamo. Altro che bilancio straordinario, l'operato di Fontanini ha un'ottica da anni 80 e non proiettato al futuro. È il commento di Alessandro Venanzi, capogruppo del PD in Consiglio Comunale. L'opposizione, quasi all'unisono, boccia la legislatura del sindaco di centrodestra perché, sottolinea Venanzi, caratterizzata dall'ordinarietà delle azioni. Pur avendo ricevuto più soldi in tutta la storia repubblicana, pur con un bilancio annuale di 58 milioni di euro anziché i 9 del periodo Onsel, quando c'era il patto di stabilità, Fontanini ci restituisce una città più impoverita e marginata nello scacchiere regionale e nazionale. Bocciatura totale anche da parte del Movimento 5 Stelle. Fontanini, afferma Maria Rosaria Capozzi, avrà anche raggiunto alcuni risultati, ma sono frutto di continue retromarce e non di una programmazione. Proprio queste retromarce, come nel caso di Via Mercatovecchio e la raccolta rifiuti porta a porta, sono costati soldi al cittadino. I 5 anni di amministrazione di centrodestra sono stati una costante sequenza di fallimenti, a cominciare dalla sicurezza, soprattutto in Borgo Stazione, dove non è stata trovata la cura alla microcriminalità. E proprio di sicurezza parla anche la consigliera dei Dem, Eleonora Meloni. La percezione degli udinesi, dice, è di vivere in una città più precaria e meno sicura. Cresce invece il disagio e urge cambiare. Lapidario il commento di Federico Pirone, capogruppo di Progetto Innovare. Fontanini aveva promesso di rivoltare la città come un calzino e invece lascia una città più inquinata, più povera, meno attrattiva per i giovani, in una condizione per certi versi preoccupante come la sanità e l'ospedale di Udine. Preferisce non commentare. Enrico Bertossi, capogruppo di Prima Udine, è il simbolo della spaccatura sempre più evidente nella minoranza dopo la scelta di De Toni come candidato del centro-sinistra. Domani mattina è stata convocata una conferenza stampa del capogruppo in Consiglio regionale di Forza Italia Giuseppe Nicoli, che lascia il partito. Sentiamo. Giuseppe Nicoli lascia il ruolo di capogruppo in Consiglio regionale e lascia Forza Italia. L'annuncio arriva nella convocazione di una conferenza stampa prevista per domani, nel corso della quale l'ex esponente azzurro spiegherà i motivi di questa decisione. La notizia circolava da diverse settimane e anche l'assenza dello stesso Nicoli, sostituito dal collega Franco Mattiussi, nel corso della conferenza stampa sugli emendamenti presentati dalla maggioranza era un indizio piuttosto importante. Il clima era teso anche per alcune questioni
anni legata al territorio del Monfalconese e dunque questa fuoriuscita non arriva come un fulmine a ciel sereno. Cosa succederà e come cambieranno gli equilibri all'interno della maggioranza sono aspetti che verranno chiariti dallo stesso Nicoli domani, anche se al momento appare difficile un suo avvicinamento al terzo polo e soprattutto all'opposizione. Chiudiamo con un'ultima notizia anche curiosa. Un altro maialino thailandese uguale a quello catturato l'altro ieri è stato avvistato questa mattina sempre a Tavagnacco e sempre lungo la Pontebana da una donna che ha riconosciuto la specie dopo aver visto il servizio andato in onda proprio su Telefriuli. Andiamo a vedere. Ma è tipo Pumba, uguale! Che figo, Vado a prendere, corri! Un altro maialino thailandese è stato avvistato questa mattina lungo la strada statale Pontebana a Tavagnacco. Potrebbe essere uno dei fratellini di Rebecca, l'esemplare che, non con poche difficoltà, era stato catturato 2 giorni fa da alcuni passanti e dai carabinieri sempre nello stesso punto. L'animale è stato affidato al centro recupero fauna selvatica di Campoformido e al momento nessuno l'ha ancora reclamato. È sprovvisto di microchip e proprio per questo non sarà facile individuare il proprietario, a meno che qualcuno non si faccia avanti. Questa mattina, attorno alle 7, è stata una donna ad aver telefonato direttamente a Maurizio Zuliani, che gestisce il centro di Campoformido, facendogli presente che aveva appena visto un maialino thailandese nero, praticamente uguale a quello che aveva notato nel servizio andato in onda su Telefriuli. L'esemplare però non si è fatto catturare. È possibile che in quella zona sia presente una cucciolata e che quindi, trattandosi sì di animali di affezione, ma che non disdegnano la libertà, qualcuno sia fuggito, rischiando però di essere investito da una macchina. Vi lasciamo al notiziario sportivo, si parlerà di Udinese con nuovo obiettivo di mercato per la difesa, l'offerta al Besiktas per un terzino francese, costo di 6 milioni di euro in questa operazione. Vedremo cosa accadrà, non resta a me che salutarvi, ringraziarvi per la vostra cortese e fedele attenzione e augurarvi buona serata a tutti. Arrivederci.